È saltato il ceto medio in Italia e la ricchezza si è trasferita nelle mani di 10 Paperon de Paperoni, tra cui 3 veneti, Del Vecchio, Benetton e Renzo Rosso della Diesel. Lo dice una stima di Banca Italia sul patrimonio delle famiglie italiane. La crisi ha spazzato via il popolo delle rendite, tra affitti non riscossi e IMU e Tasi. L'industria del mattone ha impoverito invece che arricchito, ma sono scomparsi anche tanti piccoli e medi imprenditori, quelli che creano ricchezza e posti di lavoro, per intenderci. Il buco nero della recessione ha divorato 1/10 del patrimonio netto degli italiani, soltanto che a perdere tutto è stato il ceto medio, mentre le 10 famiglie più ricche del paese sono diventate ancora più ricche e assieme detengono un patrimonio inconcepibile per i più, 98 miliardi di euro, tanto quanto posseggono i 20 milioni di famiglie più povere. A tutto questo si aggiunge l'ultimo dato della CGIA di Mestre, secondo cui 700.000 imprese sono a rischio chiusura a seguito di mancati pagamenti da parte della pubblica amministrazione e anche da parte di imprese. In Italia, infatti, si tende a non pagare la fattura una volta emessa, anche quando la liquidità ci sarebbe, perché lo fanno tutti e prima che un giudice ti sequestri l'azienda passano anni. Il governo Berlusconi, poi di Monti e poi quello di Renzi, non hanno fatto nulla per tutelare i più, facendo funzionare meglio la giustizia, ad esempio, o offrendo sgravi fiscali. Hanno invece allargato la forbice tra ricchi e poveri, nessuno ha osato andare contro i poteri forti. E mentre Obama annuncia sgravi da $3.000 a figlio, noi siamo fermi ai 70 euro di Renzi. Se aggiungiamo che tra le 10 famiglie più ricche c'è anche la famiglia Berlusconi, che è stata per anni nella stanza dei bottoni, riusciamo a capire meglio perché siamo arrivati a questo punto. Volete sapere i nomi delle altre famiglie che accumulando capitali stanno distruggendo l'economia del paese? Sono la famiglia Ferrero, quella della Nutella, gli stilisti Prada e Armani, Stefano Pessina, che si occupa della distribuzione di farmaci, la famiglia Rocca, siderurgia, e la famiglia Perfetti, confetteria.